Amici di Sky Island Magazine, siamo all'interno degli spazi della Regione Veneto, all'interno del prestigioso Hotel Excelsior del Lido di Venezia. Siamo qui con Giorgio Balzan, presidente di Longarone Fiere, che oggi ha presentato all'interno di questo spazio un progetto molto interessante, Arredamont, e poi Giorgio vuole raccontarci lei cosa avete presentato oggi al pubblico della Regione Veneto. Sì, buongiorno a tutti, noi siamo qua oggi come Longarone Fiere nell'ambito dell'iniziativa Woman, quindi donne nel patrimonio delle donne e dell'arte, che è stata promossa da Franco Fonzo nell'ambito di Arte in Fiera, che è una manifestazione che noi facciamo a Longarone Fiere, e siamo qui per promuovere Arredamont, che è l'arredo di montagna di alta qualità, quindi il patrimonio del legno legato all'arredamento delle case di montagna, e quindi di un valore straordinario, culturale, storico, del profumo del legno, e quindi una cosa straordinaria che si terrà i primi di novembre. E quindi questo posto è splendido per promuovere questa fiera. Parallelamente, siccome qui siamo in una mostra internazionale del cinema, promuoviamo la mostra internazionale del gelato, perché i maestri gelatieri sono nati nello Zoldano, nel Cadore, nel Veneto, hanno portato gelato in tutto il mondo, e quindi noi i primi di dicembre a Longarone Fiere c'è la mostra internazionale del gelato, è arrivata alla 59esima edizione, quindi è la storia, dove ovviamente si assaggiano e si ha l'opportunità di vedere veramente la qualità del gelato, che è un alimento straordinario. Eccoci invece in compagnia di Roberto Padrin, sindaco di Longarone e presidente della provincia di Belluno. Che focus abbiamo fatto oggi all'interno dello spazio della Regione di Veneto, e che cosa ci può dire per quanto riguarda gli sviluppi della zona di Longarone e della provincia di Belluno? Ma oggi è stata una grande occasione intanto di promozione del territorio bellunese attraverso questi eventi che vengono organizzati da Longarone Fiere nel corso dell'anno. In particolare abbiamo concentrato l'attenzione su Arte in Fiera Dolomiti, che è un evento collaterale all'interno di Ricostruire, che avviene nei primi giorni del mese di febbraio, e che è una vetrina per il mondo dell'arte non solo veneta, ma penso di tutto il territorio italiano. E poi i nostri due fiori all'occhielli, che sono Arredamont, la mostra dell'arredamento di montagna, e la mostra internazionale del gelato, perché Longarone comunque è una delle capitali mondiali del gelato, perché storicamente da queste terre partirono nei primi del Novecento migliaia di gelatieri ad aprire gelaterie in giro per il mondo e l'Europa. Certo, come dicevo prima anche al presidente di Longarone Fiere, sono tematiche che abbiamo ampiamente trattato all'interno del nostro magazine, quindi cari lettori non ci resta a questo punto che fare un collegamento direttamente da Longarone per raccontarvi questi eventi. Vi aspettiamo. Grazie mille sindaco, buon proseguimento di giornata a voi. Amici di Sky Island, oggi a Venezia 75 abbiamo visto due film. Il primo prometteva molto bene, era La favorita di Lanthimos, e noi pensavamo che fosse un film estremamente sgaio perché parlava di due donne che tramacciando a destra e a sinistra riuscivano a impossessarsi del potere della regina Anne. In realtà queste donne, interpretate da Rachel Weisz ed Emma Stone, non erano assolutamente sgaie, perché per tutto il film hanno cercato di fregarsi a vicenda in una maniera invereconda. Quindi il
messaggio che vogliamo lanciare oggi è: donne sgaie, non ci si frega a vicenda, noi dobbiamo collaborare per prendere tutto il potere. Il secondo film invece è un film francese, L'heure de la sortie di Merrier, speriamo che la pronuncia sia corretta, e è molto inquietante, nel senso che parte da un professore che si getta dalla finestra di fronte a tutta la sua classe, ma andando avanti con il film sembra che ci sia qualcosa di estremamente misterioso, tanto che il supplente ha paura che stiano in qualche modo attentando alla sua sanità mentale. Il finale lascia veramente senza fiato, quindi non vi sveliamo niente, non facciamo spoiler. Alla prossima, amici! Siamo all'interno dello spazio Campari di fronte al Palazzo del Cinema. Campari è sponsor ufficiale della Biennale quest'anno qui al Lido di Venezia e per l'occasione è stato ideato un cocktail ad hoc chiamato proprio il Campari Red Carpet, a base di Campari, Grand Marnier Gordon Rouge, sciroppo di lampone e bitter Puchard. Quindi non ci resta che fare un ottimo brindisi in vostra compagnia con un Campari Red Carpet e poi con un ottimo Campari Spritz. Cin e alla vostra!